dramma di Manuel Bortuzzo, in questo momento l'interrogatorio di convalida del fermo dei due ventenni che hanno confessato di aver sparato. Il 19enne li ha riconosciuti, continua intanto l'abbraccio solidale al ragazzo, domani messa e preghiera nella sua Morgano. Dall'ufficio scolastico regionale lettere di licenziamento per i bidelli coinvolti nell'indagine sui diplomi non regolamentari scattata a Napoli un anno fa. Rinviato a giudizio 41 persone per il presunto giro di mazzette all'uditorio di Padova, le accuse vanno dalla corruzione alla truffa alla frode. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia del Veneto per avere più risorse da gestire nel territorio e alleggerire anche la parte burocratica. Numerosi studenti da Padova e provincia in corteo stamane contro la nuova maturità pensata dal ministro Bussetti, sempre stamane l'inaugurazione dell'anno accademico con il Presidente del Senato Casellati. Un ponticello che colleghi l'azienda a un parco, permettere ai dipendenti di trascorrere un po' di tempo all'aperto, l'idea di un imprenditore perché dice stare a contatto con la natura stimola la creatività. La mia terra parte da Treviso, un progetto culturale e musicale per sostenere la montagna bellunese e aiutare le popolazioni colpite dal maltempo di fine ottobre. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. In primo piano ancora il dramma di Manuel Bortuzzo, perché in questo momento è in corso l'interrogatorio di convalida del fermo davanti al GIP dei due ventenni che hanno sparato al ragazzo sabato sera, immortalati anche in un terribile video. Eccolo il video del dramma, pochi frammenti di immagini in bianco e nero che mostrano il momento in cui Manuel Bortuzzo viene colpito dal proiettile. Poco prima lui e la fidanzatina, che ha il cappuccio in testa, stanno chiacchierando davanti ad un distributore automatico, poi qualcosa attira la loro attenzione, istintivamente si girano ed è in quel momento che Manuel cade a terra. La ragazza cerca subito di aiutarlo, sconvolta chiama i soccorsi, intervengono due agenti che si trovano sul posto. Sono attimi drammatici, l'inizio di un incubo. A presentarsi in questura mercoledì in lacrime con i loro legali, costituendosi due ventenni poco più grandi di Manuel, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che hanno raccontato che non volevano sparare al ragazzo. I due si presenteranno oggi davanti al GIP Costantino De Robbio per l'interrogatorio di convalida del fermo. L'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Roma è concorso in tentato omicidio premeditato con l'aggravante dei motivi abietti e futili. Il Comune di Roma ha annunciato l'intenzione di volersi costituire parte civile in un eventuale processo. Una vicenda che ha indignato e sconvolto tutto il paese, che si è stretto intorno a Manuel e alla famiglia che sin da subito con grande dignità ha affrontato il dramma. Secondo i medici la lesione al midollo provocata dal proiettile non consentirà più al ragazzo di camminare. È stato lui stesso, una volta svegliatosi, a rendersi conto che qualcosa non andava, come racconta la nonna materna che vive a Trieste, città dove il giovane è nato. Quando mio figlio gli ha chiesto come ti senti, come stai, ti senti bene? E lui ha detto mi sento bene per metà, dalla testa divisa con le gambe. In molti sperano in un miracolo, che i progressi fatti finora dalla scienza in questo campo possano permettere alla giovane promessa del nuoto di tornare a camminare. Intanto, una volta dimesso dall'ospedale, Manuel inizierà la riabilitazione. Stiamo cercando con la federazione un centro di riabilitazione che potrebbe essere Santa Lucia qui a Roma, che ci vuole accogliere, adesso sono da capire, insomma. In queste ore molti gli amici che sono andati in ospedale a trovare Manuel. Ieri una sorpresa inaspettata, la visita del campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. Roma e Morgano sono unite da un filo invisibile, lungo il quale scorre la speranza di un miracolo. Domani nel paese trevigiano dove la famiglia Bortuzzo vive si terrà una veglia di preghiera. Speriamo che mio nipote ce la faccia e che se Dio esiste forse un miracolo lo può aiutare. I miracoli li aspettiamo tutti perché il ragazzo è giovane, quindi però la preghiera secondo me sta bene a tutti quanti. Intanto c'è l'aggiornamento sull'interrogatorio che si è concluso. I due ventenni, i due fermati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il GIP ha dunque convalidato ovviamente il fermo, disponendo il carcere e riconoscendo ai due il reato di tentato omicidio con la premeditazione, cioè l'ipotesi di reato di cui si diceva nel servizio. Adesso lasciamo la vicenda di Manuel Bortuzzo per parlare invece del caso più volte affrontato dei cosiddetti falsi diplomi, falsi titoli, nelle quali sono coinvolti anche decine di bidelli in Veneto. L'inchiesta partita dalla Procura di Napoli oltre un anno fa
Gli ultimi aggiornamenti importanti ce li dà Tommaso Stoppa da Venezia. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, dove la linea dura annunciata dall'ufficio scolastico regionale contro i bidelli con il diploma irregolare è diventata realtà. Sono partite infatti in queste ore le lettere di licenziamento per tutti questi bidelli che erano riusciti a farsi assumere falsificando i loro titoli, spesso con una semplice autodichiarazione. Si parla di circa un centinaio di casi in tutto il Veneto e quindi altrettante lettere di licenziamento che stanno venendo recapitate proprio in questo momento. Nel veneziano riguardano il Lido, Murano, Campagnaluppia, Dolo e la Riviera del Brenta, ma come dicevamo in tutto il Veneto vi sono casi di questo tipo. L'indagine era scattata alcuni anni fa da parte della Procura di Napoli e poi aveva avuto ramificazioni in tutta la penisola, perché questi bidelli provengono tutti da una zona piuttosto ristretta del Salernitano. Il meccanismo, che ormai era ben collaudato e ben rodato, permetteva con diplomi rilasciati da scuole non riconosciute di acquisire dei titoli di studio assolutamente non regolari e utilizzarli per avere punteggi alti in graduatoria e quindi passare davanti a chi legittimamente aveva il titolo per diventare bidello. La Regione, una volta scoperchiata questa pentola, aveva annunciato che non ci sarebbe stato alcun tipo di tolleranza e ha naturalmente mantenuto la parola. Per il momento da Venezia è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. La pagina economica adesso, a partire dalla crisi Stefanel, l'incontro Fiume, il vertice Fiume è durato oltre 10 ore ieri a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha portato a un importante passo, la riduzione degli esuberi per la sede di Ponte di Piave, ma non solo. Accordo raggiunto sulla cassa integrazione straordinaria che coinvolgerà 269 lavoratori. L'incontro, prima il Mise, poi il Ministero del Lavoro, è durato oltre 10 ore. La Stefanel ha presentato il piano industriale che ha l'obiettivo di risanare il gruppo attraverso una razionalizzazione del patrimonio immobiliare e dei relativi punti vendita e di riposizionarlo sul mercato con la nuova collezione. Nell'ambito del piano viene quindi garantita l'operatività della sede di Ponte di Piave e dei punti vendita attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dal lunedì scatterà la GIX a rotazione per 12 mesi. Non solo, ma si sono stabiliti percorsi di gestione degli eventuali esuberi con politiche attive per la riqualificazione e ricollocazione del personale. Sul fronte esuberi nella storica sede di Ponte di Piave, seppur importanti numeri, spiegano i sindacati, sono scesi da 38 a 29. Una riduzione sensibile se si pensa che all'inizio della crisi si era parlato di 52 esuberi. Tra le strategie annunciate dalla Stefanel, la riduzione delle superfici dei negozi e un maggiore impegno in rete con una svolta nell'e-commerce per far ripartire le vendite. La Filctem di Treviso e la CGIL del Veneto, nonostante le preoccupazioni per la prospettiva del sito, colgono positivamente l'apertura di un confronto serrato con l'azienda e le istituzioni. Considerano questo un punto di partenza e non di arrivo di questa complessa vertenza. Il vice capo di gabinetto Giorgio Soriale si è impegnato a mantenere al Mise un tavolo di monitoraggio periodico sul percorso di rilancio dell'azienda. Ci saranno degli incontri periodici sia al Ministero sia attraverso l'attivazione di un tavolo permanente in Regione. Sul fronte economico, intanto, il grido delle piccole e medie imprese del Veneto riunite nella CNA, e il grido riguarda l'autonomia. Serve l'autonomia per dare maggiore competitività alle imprese del territorio. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia della nostra regione per avere, dice, più risorse e poterle così gestire direttamente in loco e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la famosa banda larga, da cui siamo ancora molto lontani. La richiesta al governo centrale con una videoconferenza stampa congiunta con le consorelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia, regioni che con il loro PIL rappresentano il motore trainante d'Italia. Credo sia un momento importante per il Veneto, proprio per fare quel salto di qualità che ci serve, ma ci serve proprio perché
abbiamo bisogno di più investimenti, abbiamo bisogno che ci sia la regione che sostiene lo sviluppo economico, che sostiene le imprese, le piccole imprese, che sostenga il sviluppo anche di infrastrutture che servono al nostro paese. E resta sempre il Veneto la forza economica maggiore di tutto lo stivale. Noi facciamo il 40% del PIL in Italia e abbiamo il 54% dell'esportazione nazionale, per cui siamo 3 regioni che tirano la carretta dell'Italia. Allora, su questo credo sia importante che il nostro governo abbia un occhio di attenzione. Nella manifattura siamo forti e la piccola impresa credo che ha sviluppato anche nel periodo di crisi quelle sinergie per poter essere sempre all'altezza del prodotto nuovo e del prodotto all'avanguardia. La qualità dei nostri prodotti sono importanti, ma oltre a questo credo che nel Veneto dobbiamo sviluppare quello che abbiamo e che sviluppiamo poco, che è il turismo. Il turismo nel territorio è una cosa importante. Ed è subito polemica con le regioni del sud, Campania in testa, i timori sono quelli noti. È anche capibile che pensano che avendo l'autonomia queste 3 regioni portano via risorse a loro. È inevitabile che ci sia questo tipo di contrapposizione, ma io credo invece che non deve essere una contrapposizione, ma deve essere uno slancio per tutti. Di autonomia ha parlato ieri sera anche il direttore generale dell'ULSS 5 Polesana, Antonio Fernando Compostella. L'allarme, quello delle ULSS, lo avete sentito già nelle scorse settimane, autonomia come passo importante anche per risolvere il problema della carenza dei medici negli ospedali, nelle ULSS. Sentiamo allora le parole del direttore generale dell'ULSS 5 Polesana ieri sera. Rispetto al numero di medici, no, che è stato definito come necessario per garantire una corretta attività nella nostra ULSS, 482, numero avallato anche dalla Regione, dalla programmazione regionale, oggi mancano 50 medici, ma non perché la Regione non autorizza l'assunzione di questi medici o ancora peggio c'è una strategia, una politica di riduzione, di tagli degli organici come qualcuno ancora magari pensa, assolutamente no. La collaborazione della Regione è piena, l'autorizzazione ad assumere è garantita, totale e assoluta. Il problema è che oggi c'è una carenza di alcune figure specialistiche, anestesista rianimatore, medici del pronto soccorso, l'oculista, il radiologo, l'ostetrico, il pediatra, va bene. Questo è il dato di fatto che ha radici lontane in una programmazione ministeriale che non ha tenuto conto dei tempi, del fatto che le persone vanno anche in pensione, delle esigenze delle singole regioni, quindi una visione da un lato centralistica e riduttiva rispetto alla realtà che maturava negli anni. Se la regione del Veneto potesse assurgere finalmente e giustamente ad una autonomia amministrativa, compresa la materia che è stata chiesta della sanità, quali possibilità potremmo avere? Beh, autonomia vuol dire la possibilità da un lato di avere una quota di risorse economiche che residua in loco maggiore rispetto ad oggi, dall'altro vuol dire anche maggiore flessibilità normativa in ragione di quelle che sono le esigenze del territorio. Torniamo alla cronaca adesso. Un detenuto di origine nigeriana si è impiccato nella sua cella all'interno del carcere di Verona. L'episodio avvenuto ieri è stato rivelato oggi dal sindacato autonomo degli agenti di penitenziari, il SAP. L'uomo in carcere da gennaio in attesa di giudizio è stato soccorso dagli agenti di custodia e portato in infermeria, dove gli è stato eseguito un massaggio cardiaco con defibrillatore, ma purtroppo senza esito. Nel penitenziario veronese un altro detenuto magrebino è stato portato in codice rosso all'ospedale per aver ingerito pile e lamette. Ed ora il caso delle presunte mazzette all'obitorio di Padova, le accuse da corruzione a truffa a frode, e c'è un rinvio a giudizio per 41 persone.
Finisce in tribunale la vicenda del sospetto giro di mazzette che avrebbe coinvolto 13 operatori sociosanitari dell'ospedale di Padova e 28 tra titolari, amministratori e dipendenti di 15 imprese di onoranze funebri. Il giudice per le udienze preliminari ha rinviato così a giudizio 41 persone per un giro di presunte tangenti pagate agli addetti all'obitorio di Padova. Uno degli operatori sanitari ha invece deciso di essere giudicato con rito abbreviato ed è stato condannato a 2 anni, pena sospesa. Le accuse vanno dalla corruzione alla truffa e alla frode. L'inchiesta riguarda le presunte mazzette che alcuni impresari di aziende di onoranze funebri avrebbero pagato a operatori dell'azienda ospedaliera addetti alla vestizione e alla conservazione delle salme in obitorio. I reati sarebbero stati commessi tra il marzo del 2014 e il dicembre del 2015 e secondo le indagini i titolari delle pompe funebri pagavano in contanti mazzette da 30 a 40 euro agli operatori per avere un trattamento di favore sulla conservazione delle salme senza pagare il ticket all'ospedale. La difesa di alcuni imprenditori punta sulla coercizione imposta da un ricatto. Per chi non accettava ci sarebbero state ritorsioni. La salma dell'onoranza che non pagava veniva tenuta fuori dalle celle frigorifere anche per giorni, venendo presentata così alla famiglia in condizioni devastanti. Il dibattimento inizierà il prossimo autunno. Ancora la cronaca dal Padovano, una grave violenta rissa a Montà. Una rissa in pieno giorno a Montà tra passanti impauriti a pugni e colpi di bottiglia, ma uno dei contendenti si era anche armato di spranga, sedata dalla polizia municipale che ha anche fermato 3 persone portate in centrale per accertamenti. Protagonisti alcuni nordafricani il cui acceso diverbio è degenerato dalle parole ai fatti. Un ferito è stato accompagnato in ospedale mentre un quinto contendente è riuscito a fuggire. Allora le immagini del corteo degli studenti che sono scesi in strada oggi a Padova, dalle scuole di Padova e dalla provincia di Padova. Secondo la rete studenti medi, oltre 1500 studenti in strada contro la nuova maturità, la maturità 2019 che tanto ha fatto discutere, sta facendo discutere proprio in queste settimane. La manifestazione, dicono gli studenti, ha mosso una critica verso i contenuti e le modalità introdotte dalla nuova riforma sull'esame di maturità 2019. Abituati ogni anno, dicono gli studenti, ad assistere alla consueta e confusa corsa alla modifica spot dell'esame di Stato di cui il Ministero si fa protagonista e alla precipitosa fretta di cambiare la maturità prima di riformare effettivamente l'istruzione pubblica, gli studenti non sono più disposti ad accettare passivamente una riforma così evidentemente ingestibile in quanto, dicono, ha tempistiche e modalità. Peraltro un corteo che è giunto proprio nel giorno in cui sul fronte invece dell'università c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico, la presenza del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo in diretta per parlare di nuovo del caso Villa Emo. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Dunque torniamo a parlare di Villa Emo, a partire anche dalle dimissioni annunciate ieri sera a sorpresa da Romeo Scarpa. Lo ricorderete, il presidente della sezione Treviso di Italia Nostra, che era intervenuto sulla questione Villa Emo, ma non solo, con quella provocazione insomma, che aveva fatto tanto discutere, cioè quella di ipermercati, centri commerciali all'interno delle ville venete per salvarle, per non farle morire. Lo vediamo nelle immagini, ospite soltanto lunedì scorso di 20 e 10, e ieri sera si è dimesso, non tanto, dice, in una nota per protesta contro qualcuno o qualcosa, ma per dare una scossa all'ambiente e magari, dice, alla politica, che probabilmente se ne infischierà. La mia decisione, ha detto, è irrevocabile, ma resterò socio ordinario di Italia Nostra nella convinzione dell'importanza del volontariato associativo e in particolare di una storica associazione come la nostra. Non sono dimissioni contro qualcuno o per la cosiddetta stroncatura da parte degli organi regionali e nazionali, ma il mio personale grido di allarme per una deriva sempre più grave da parte dei vertici, diciamo, di Italia Nostra a livello nazionale. Erano arrivate parecchie critiche all'intervento di Scarpa. Tutto questo nell'ambito delle questione Villa Emo, proprio mentre in questo momento c'è in corso una conferenza stampa del Credito Trevigiano, la banca cioè che ha deciso di vendere a un privato e che vuole dare precisazioni sulla vicenda. Vi racconteremo questa sera cosa avrà detto. Intanto la Regione si è mossa per la questione Villa Emo. Sentiamo.
a disposizione dell'amministrazione comunale. L'assessore regionale Elena Donazzan si mette a disposizione dell'amministrazione comunale di Vedelago per fare in modo che Villa Emo rimanga patrimonio della comunità. Un impegno che l'assessore ha ribadito ieri a Palazzo Ferrofini, al sindaco Cristina Andretta e al vice Marco Perina, arrivati a Venezia per discutere del futuro del complesso patrimonio dell'umanità. Dopo la dimostrazione di interesse da parte di un privato di acquistare dal Credito Trevigiano l'opera architettonica, il comune ha studiato delle possibili contromisure che vedrebbe entrare in gioco una cordata di imprenditori. Sarebbe veramente un bel segno, no? Imprenditori veneti che si riacquisiscono un patrimonio veneto. Valorizzare le finalità pubbliche di Villa Emo trasformandola, spiega l'assessore Donazzan, in un luogo per fare formazione nell'ambito del turismo. Potrebbe diventare una sede di una parte di una scuola, potrebbe diventare un grande laboratorio per le competenze turistiche del settore della ricettività, del turistico alberghiero, potrebbe essere il luogo di alcune scuole della nostra formazione professionale. Alla fine Elena Donazzan lancia un appello. Mi piacerebbe molto che la banca guardasse tra le offerte quelle che faranno restare questa villa molto veneta e molto legata al territorio. Adesso restiamo a Treviso, ma parliamo di tutt'altro e parliamo di un'idea, l'idea di un imprenditore trevigiano di Treviso, Francesco Celante, per i suoi dipendenti e ha a che fare con lo stare all'aria aperta. Guardate. L'acqua, gli alberi, il parco, i rumori della natura. Che cosa c'è di meglio che stare all'aperto durante le belle giornate piuttosto che chiusi in ufficio? Così, dalle parole ai fatti, l'imprenditore Francesco Celante ha pensato di realizzare un ponte che permetterà ai suoi dipendenti di raggiungere il parco che si trova al di là del fiume. Il motivo ce lo spiega lui stesso. Per lo stesso motivo per cui noi siamo qui fuori e stiamo bene, nel senso che io penso che si lavori meglio all'aperto quando c'è bel tempo. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha moltissime giornate di bel tempo e perché star chiusi in ufficio? Ormai è assodato che lavoriamo col computer, è assodato che lavoriamo con un telefonino. Tutte queste due cose qui non hanno bisogno di avere un ufficio o altro, ci possiamo sedere anche nell'erba. Così ha preso in mano la situazione ed ha deciso di realizzare la struttura. Credo che questo stimoli anche la capacità di creare cose innovative, sviluppa la fantasia. Dovrò cercare di smontare un concetto ormai consolidato, ci dice, che si lavora in ufficio mentre fuori ci si diverte solo. Dovrò riuscire a coniugare un po' il divertimento, un po' il lavoro, perché spero di poter portare la gente fuori, all'aperto, a lavorare. Quindi realizzerà un ponticello? Un ponticello che è lungo 31 metri, largo 4 e che ha le panchine sopra. È un ponte straordinariamente importante. Un messaggio chiaro che Francesco Celante vuole lanciare e che spera che possa raggiungere anche altri imprenditori. Avere dipendenti che arrivano a lavoro con il sorriso non ha prezzo. Seduti su una panchina con l'acqua che scorre ha chiara il concetto di che cos'è la vita, Pantarei, cioè tutto scorre, il tempo ci scorre e che noi lo possiamo solo utilizzare nel modo migliore. Il modo migliore ovviamente è quello di essere felici. Siccome lavorare, tutto considerato, è una necessità, siamo felici lavorando. Per la montagna bellunese continua ovviamente la corsa solidale dopo oltre 3 mesi dal disastro di fine ottobre. Musica e cultura da Treviso per la montagna bellunese. Musica e cultura per sostenere le popolazioni bellunesi colpite dal maltempo di fine ottobre. Da Treviso parte il progetto La Mia Terra. Si tratta di 2 concerti, il primo il 23 marzo al Teatro Mario del Monaco a Treviso e sabato 10 agosto nel suggestivo Bosco degli Artisti a Falcade. Sapere che la Regione, gli amici della Pianura Veneta si stanno attivando e ci stanno aiutando in ogni modo è veramente una cosa che allarga il cuore e che ci fa essere consapevoli di avere anche tanti amici che ci vogliono bene e che ci aiutano a sostenerci. Raccontare attraverso la musica la tragedia che ha colpito le montagne venete. Il progetto, ideato dal maestro Diego Basso,
porterà sul palcoscenico 54 elementi dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana e 50 giovani coristi dell'Accademia di Castelfranco. Partiremo dalla musica lirica sinfonica per poi passare alle corne sonore, dal maestro Morricone al maestro Piovani a Francesco Sartori, per arrivare alla fine al pop rock che io poi ho trascritto in forma sinfonica, perché noi andremo lì qui in teatro ma poi in montagna con l'assoluto rispetto del volume del suono. Cercheremo di essere così in armonia assoluta con la natura e quel posto dove andremo a suonare. Intanto nelle montagne bellunesi si lavora giorno dopo giorno. Per quest'inverno le promesse sono state mantenute e i turisti hanno potuto godere le vacanze con piste da sci aperte ed ora la neve che ha reso il paesaggio meraviglioso. Noi dobbiamo riuscire a ridare entro l'estate un territorio che sia bello, che vengano ripristinate tutte le strade silvopastorali, i sentieri turistici, per permettere appunto anche d'estate la fruizione da parte dei nostri turisti. Mi fa veramente piacere che parta dalla nostra città, dice il sindaco Mario Conte, un progetto che porterà la cultura sia a Treviso che nel cuore del disastro. Noi non ci dimentichiamo quello che è successo e vogliamo aiutare a far ripartire le popolazioni bellunesi. Gli appuntamenti dunque il 23 marzo al teatro alle 21 e a Falcade il 10 agosto alle 11:30. In chiusura fra poco ore 13 e poi questa sera 20:10 ci occuperemo della vicenda, del caso drammatico di Manuel Bortuzzo. Avremo ospiti con noi, vedremo ovviamente tutti gli aggiornamenti di quel che accade a Roma e avremo con noi Daniele Rostirolla, il sindaco di Morgano, il paese di Manuel Bortuzzo, dove domani c'è anche questa veglia di preghiera. Avremo con noi Bernardo Bernardini, presidente del Triathlon di Treviso, che in questi giorni, insieme a tanti altri, ha lanciato un messaggio di speranza per Manuel, lui che 19enne fu colpito da una paralisi dopo un incidente ed è tornato, dopo anni, a correre. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo, sarà una giornata dal sapore quasi primaverile. Nel dettaglio, sul Veneto, prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime tra 0 e 3 gradi, massime comprese tra 9 e 12 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi. Massime comprese tra 11 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche su questa regione dove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Non si esclude qualche nevicata a quote medio-basse sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.